7 meno un quarto, inizia a far luce. I primi due pesci sono venuti a terra, una bella mormora, pagellina, veramente dei colori meravigliosi. Il nostro amico Stefano che sta rimontando, pronto a lanciare. Si sta discretamente bene, temperatura sui 10 gradi. Ho cambiato tutte le esche, ho messo tutte americani, terminali lunghi 0,22 fluorocarbon, montatura scorrevole come sempre, più semplice possibile, e si continua. Eccoci qua, albeggiato, pesce in canna. Un attimo. Qua mi sa che è la signorina. Signorina orata? Però no, se dalle testate è orata. Vai Giorgio. Facci sognare. Facciamo questa bella ripresa in diretta. Il mio telefono è morto ovviamente. Appena decido di fare un video consiglio di venire più indietro, comunque. Mi è crashato il telefono. Sì, ovviamente mi segna adesso il 10% perché giustamente quando c'è il bel pesce in canna il mio telefono deve morire. Shock è passato, eccola, eccola. Bella mormorozza ragazzi. Orata. Orata per il buon Giorgio. Cosa c'è lì? Tira, tira, tira. Bravo Giorgio. Qua dalle testate, Tra l'altro sembra andare in là. Ah, una gallinella. Attenzione. Bravissimo Giorgio. Eccolo Gio. Ho avuto una boccata, una bella tocca. Sono passate le 7. Vediamo che cosa succede. Appena si avvicina sotto, vediamo cosa succede. Attenzione Gio. Mare in scaduta. Ecco che inizia sotto a picchiare. Bello, bello, bello. Vai, tira, tira colonda. Bella, una bella orata. E bravo Gio. Scattano le 6, arriva questo mormorone gigante a farsi scappottare. Veramente un bel pesce. 6,5. Sicuramente i pesci non si fanno aspettare questa mattina. Diverse mangiate, tanti rilasci, perché comunque pesciolini piccini, pagelli, mormore, un'occhiata e una bella mormora, ma sicuramente non si fanno aspettare questa mattina. Inizia a uscire il sole,
Buongiorno amici, sempre il nostro cecchino Stefano, pronto all'assalto, con attenzione, e di nuovo pronto un nuovo combattimento. Ecco Giorgio, altra cattura, attenzione, una mormora? Branzino, no, cos'è? Ah, una mormora, bella, bellissima Joe, Eccoci. complimenti. Altro giro, altra mormora, Con che esca l'hai presa? sempre americano. Hai ingoiato? Non si sbaglia mai con l'americano, amici. Esca grossa, pesce grosso. Scorrevole, montatura scorrevole Joe. Sempre scorrevole. Più semplice possibile, terminale lungo. 0,22 fluorocarbon, 125 grammi. Non distantissimo, non sforziamo troppo. Presentiamo sempre un'esca che sia il più possibile naturale. E questi sono i risultati. Grande Joe. Attenzione, sfrizionata della Madonna per Giorgio. Tocca in diretta ragazzi. Questo potrebbe essere un bel pesce. È partita la canna e Giorgio stava recuperando l'altra. Ha dato una bella sfrizionata, aveva la frizione aperta Giorgio. Sembra essere ritornata l'attività dei pesci, ora vediamo cosa succede. Potrebbe essere un'orata questa. Bravo, tieni la canna di lato. Bravo. Bravo, bravo. Vai, vai, che questo è un bel pesce. Bello, bello. Ma cos'è un branzino? Bello. Di lato. Bella. Cos'è? Cazzo, che mormora. Beh, lì che mormora, ragazzi. Mormora gigante per Giorgio. Attenzione. Guardate che bella sta mormora. Guardate che bocca, che mi c'entrano le dita. Mamma mia ragazzi, bravo Giorgio. Il nostro Stefano, porca miseria. Messo bene alla prova. Calmo, calmo Ste. Flotterato di Stefano. Guardate che testate. Bello distante, sta andando fuori. Queste sono le battaglie che ci piacciono amici. Bravo Ste. Sta venendo dritto adesso. Sta andando verso destra. Piano, 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 piano.
Bravo Ste. Che mormora, ragazzi. Vieni Ste. Mamma mia, ragazzi. Che mormora. Guardate che mormora con il flotterato, amici. Ragazzi, le mormore del Malpasso. Le mormore del Malpasso, ragazzi. Che bel pesce. Grande Ste. C'è il nostro amico Fred, chi la dura la vince, o chi la dura la mormora. Combattimento continuo per il nostro Stefano, è riuscito in qualche modo a liberarla dalla scogliera. Vedi che ce l'hai Ste? Che bella! Guardate che pesce meraviglioso! Guarda che bella! Oddio Gio! Dorata! Guardate che bella! Tirala su! Bellissima! Oddio ragazzi, che emozione! Guardate che sberla di orata! Non si scherza! Surfcast GBT Liguria, siamo ripartiti amici! Guardate che bella! Vede? Sì, sì! Eccolo il nostro Stefano, vuole assolutamente portare a casa una doppietta stasera. Come abbiamo detto prima, canna alta amici, guardate che luna spaziale stasera. È la luna di Stefano stasera, È la luna di Stefano. Guardate com'è piegata la canna. Piano piano sta arrivando. Sempre canna alta amici. Testonate notevoli. Guardate che roba. È la miseria Ste. Cos'è di nuovo sottoflotterata coreana? Vedete che mettendo in acqua più esche possibili sta arrivando anche la seconda amici. La seconda orata per Stefano è qua davanti a noi. E andiamo con la seconda. Andiamo con la seconda amici. I nostri sforzi vengono ripagati pienamente quest'oggi. Doppietta per il nostro Stefano. Un'altra bella orata. Qua non si scherza. Sempre presa con flotter e coreano. Magica luna di Varigotti questa sera ci porta fortuna.